Stamattina a Venezia, presso la scuola grande di San Rocco, San Giovanni Evangelista, alla prima giornata sull'autonomia, rimarcando un po' quel famoso 22 ottobre 2017, quando fummo chiamati come popolo veneto ad esprimerci sull'autonomia o no. Ecco, forti di quel mandato dato appunto al presidente Luca Zaia della Regione del Veneto, oggi ci troviamo a discutere e ad affrontare questa tematica, e quest'oggi appunto c'è stato questo convegno, questo evento importante alla presenza di innumerevoli persone, rappresentanti di enti e quant'altro, e ovviamente abbiamo avuto modo di interloquire anche con i fautori, diciamo così, lo staff che supporta la Regione del Veneto nelle varie fasi, dalle fasi iniziali della stesura e il suo proseguimento nei sedi ministeriali, tra professori universitari piuttosto che giuristi, avvocati e quant'altro. Ecco, proprio a sostegno di questa mission che la Regione del Veneto ha deciso di intraprendere per dare una nuova fisionomia alla nostra regione e per cercare di dare veramente una nuova forma giuridica, ma soprattutto una nuova forma organizzativa, più di responsabilità a chi amministra la cosa pubblica, perché questo in realtà si concentra il tema dell'autonomia, saper appunto responsabilizzare chi gestisce la macchina pubblica. Dimostrazione lampante che fino adesso il Veneto ha dimostrato una seria capacità di gestione, e dunque a maggior ragione, avendo ancora più possibilità di gestione degli apparati e delle materie, LEP o senza LEP, potrebbe veramente fare un salto in avanti per la nostra regione, ma soprattutto per l'intero paese, perché questa può essere veramente la chiave di volta per far sì che il paese Italia possa uscire dalla secca che si ritrova incagliato. Un paese a due velocità, a 2-3 velocità, non fa bene né a coloro che magari riescono ancora a rimanere a galla rispetto agli altri che stanno, diciamo così, annaspando. Ed è per questo che oggi si è voluto, in una giornata anche di ricordo, remake del famoso 22 ottobre 2017, fare il punto della situazione attraverso appunto figure importanti istituzionali che ci hanno reso edotti sul proseguo appunto di questo iter importante per la nostra regione e non solo per il Paese Italia.